E dentro allora con questa prima serie Anna Porcari ritroviamo all'ennesima gara qui al meeting di Halloween in corsia 4, mentre Sofia Ostellari alla 5 è stata terza ai criteri sui 50 stile libero e proprio ieri ha vinto quella distanza, quindi in teoria dovrebbe essere lei in vantaggio ai 50 a sfruttare la sua velocità di base, infatti così è. Ostellari 28,24, 22 centesimi di margine su Anna Porcari, che potrebbe rientrare invece nella seconda fase di gara. Sono appaiate nella parte centrale di vasca, quindi ai 75 metri ancora Ostellari davanti e Porcari che insegue, effettuata anche l'ultima subacquea. Stanno dando tutto naturalmente, l'attacco di Anna Porcari che prova a sorpassare nel finale, mette la freccia e scappa via, quindi vince lei. Anna Porcari 58,38, arriva all'ennesimo successo qui alla Piscina delle Rose con Sofia Ostellari che scende in seconda posizione 58,81 e per la terza piazza c'è Aurora Masetto sotto il